No, io quello che volevo ricordare è che poi Bixio, onestamente, c'ho questa esigenza in qualche modo di creare una sorta di factory. Voi l'avete fatto ad esempio sia su quell'iniziativa, adesso non ricordo come si chiama, dove mettevate dei corti a disposizione dei musicisti. Era l'immagine del suono. Esatto. E anche lo stesso riarrangiami di qualche dell'anno scorso. È stato un successo pandemico inaspettato, perché 500 iscritti, insomma, è stata una cosa molto bella. Devo dire, mi fa piacere dirlo in anteprima, non posso dire il nome ancora per scaramanzia, che proprio uno degli autori che ha partecipato a quel concorso Arrangiami è stato poi scelto, e in questi giorni stiamo concludendo la parte contrattuale per una cosa molto importante per una degli OTT presenti oggi sul mercato. Vedi. Beh, un'altra cosa lo posso dire io, questa siccome facciamo parte io e Massimo, anche noi insieme a Renato della giuria di Riarrangiami, noi una ragazza che abbiamo incontrato al tuo Riarrangiami l'abbiamo vista alla serata finale del Davide di Notello. Sto parlando di Ginevra Nervi, che era la cantante della canzone originale di Non odiare. Esatto, di Pippi. Io non ho fatto nomi, No, noi lo facciamo. No, lo possiamo fare perché è palese. Io volevo aggiungere, a parte il successo che ha avuto questa iniziativa Arrangiami, ben 470 iscritti a un contest in piena pandemia, quindi c'è anche il fatto che i musicisti lavoravano a casa, probabilmente hanno avuto, ahimè, più tempo per poter comporre, ma se ne sono iscritti tanti, ed è stata una bellissima scoperta trovare tanti giovanissimi, perché era fra i 18 e i 35 anni, no? L'età, tanti giovani, cosa che ripeteremo con Franco, no? Certamente queste ricerche di spazio per il mondo giovane della composizione. Tecnicamente è bene avere una sorta di ricambio, insomma, esatto. Può avere sotto mano, capire come sta andando, capire che sta succedendo intorno. Ma con Renato siamo fortunati, devo dire, perché i 3 anni di Immagine del Suono sono stati 3 anni di successo. Arrangiami è stato un successo. Spero che Cino Skull Club diventi un punto di incontro. Ecco, a me farebbe piacere, come in Trafalgar Recording, i nostri studi era diventato ed è tornato a essere un momento in cui ci si va anche a bere un caffè, a scambiare 4 chiacchiere, e questo è bellissimo, oltre che a registrare o a provare. Lo stesso mi farebbe piacere che il club diventasse veramente un club e non solo scritto lì sopra. E poi stiamo sempre lavorando, uscendo dalla pandemia, alla famosa CIABX Academy, a cui tengo particolarmente, che spero che una volta che ci togliamo le mascherine riusciamo a fare in presenza. Ti volevo chiedere, tornando a bomba sul tuo rapporto con le immagini, quindi il tuo rapporto di autore di colonne sonore, abbiamo fatto questa stessa domanda a Vince e a Fabio Frizzi e Vince Tempera. Visto che eravate un trio, come vi regolavate poi nella produzione, nella realizzazione della colonna sonora? Guarda, non vorrei, spero di non ripetere quello che hanno detto loro. Tutto quello che hanno detto è una bugia. E lì ti volevo. No, allora, non so come possono aver risposto. Io, siccome ovviamente non è la prima volta che mi fanno questa domanda, dice, ma come vi regolavate? Ma chi è che ha fatto quello e chi è che ha fatto l'altro? Allora io posso dire che è stato un trio che è nato per caso. Ci siamo trovati veramente bene tra di noi. Eravamo 3 persone completamente diverse l'uno dall'altro. Ognuno svolgeva un ruolo psicologico diverso prima di essere musicale, diverso all'interno del trio. Le 3 estrazioni musicali anche erano diverse. A me piaceva la melodia classica di Chopin, Fabio i Beatles,
e a vincere il rock. Quindi le tre cose insieme per le immagini andavano bene per Perfetto. qualsiasi film e qualsiasi stagione. Tanto è vero che noi poi abbiamo, sembra chissà quanto siamo stati insieme, ma credo che siamo stati insieme veramente non più di 5 anni. Sì. Abbiamo fatto più di 70 colonne sonore. Questo non sarebbe stato possibile probabilmente per un solo musicista. Allora noi sfruttavamo anche questo fatto di essere in tre per non solo sdoppiarci, triplicarci, ecco. Per cui abbiamo potuto raggiungere i numeri che abbiamo raggiunto. Per quanto riguarda la composizione, tranne casi quasi che si possono ascoltare, per chi conosce bene, ognuno di noi potrebbe individuare qual è la mano compositiva, però veramente nel tempo soprattutto come dire, si sono fusi i momenti anche di ricordi. Io ricordo una cosa che magari è invece una cosa che ha fatto Fabio o Vince o viceversa. Certamente molto della composizione era fatta forse più da Fabio e da me, e Vince era molto più la parte arrangiatore, armonizzatore e le parti più orchestrali, ecco. Però ci sono stati dei casi dove vedi il 4 dell'Apocalisse, dove Vince ci ha messo del suo e come all'interno. Però io dico che se conosci tu, vedi, basta chiedere. Se conosci la musicologia di ognuno di noi, si capisce. magari Marco lo potrebbe fare come esercizio. Secondo me capisci chi ha scritto cosa. Però veramente era un'unione, siamo diventati veramente, in quel periodo eravamo fortemente amici. Questa è una cosa bellissima. Guarda, andavamo in moviola, uno andava al posto dell'altro, non c'era problema proprio. Dice, mannaggia, ma perché non andiamo tutti e tre? Io lavoro più dell'altro, ma non c'era proprio discussione. Allora non c'erano i mezzi tecnici di oggi. Si incontrava il regista con il nostro bel blocco a quadretti e si cominciava titoli M1, M2, M3, con scritto il sunto della scena e soprattutto le sensazioni che il regista ti ha comunicato in quel momento. E poi è dura, perché tu ritorni a casa dopo 2 o 3 giorni e cominci a fare M1, inizio, tensione, film, sensazione, tensione, paura, non troppo, però fallo interpretare, tensione, paura, non troppo, no? Perché poi i linguaggi dei registi, quelli che non conoscevano la musica, erano fantasiosi proprio. Che so, sti botti, era la batteria, no? Non so se l'hai mai sentita, c'è una bellissima intervista di Nino Rota che parla della sua collaborazione con Fellini e dice: no, io è particolare, mi chiede un pezzo allegro però che sia triste, cioè cose, richieste assurde così. Senti, io però vorrei chiedere a Franco, scusate, ma questo è chiudere il cerchio. Allora, io non so dove eri te in quel momento. Stiamo parlando di Febbre da cavallo, stiamo parlando del famoso che non so farlo, e mi si dice che fu un corista di cui non si conosce il nome, che in qualche modo diede tu, siccome non lo sa Vince, non lo sa Fabio, tu lo sai o neanche te? Guarda, io lo so ma non lo dico, perché deve rimanere caldo. No. Allora, non lo so neanche io, cioè non lo ricordo, anche se uno va, non so se è un sogno che ho avuto o è successo, mi sembrava che qualcuno avesse detto ma era lui che faceva quella voce, eccetera. Quindi può essere che ricercando
o magari anche attraverso l'appello che faccio ufficialmente attraverso la vostra trasmissione, no? Fuori la voce. Ritorni questa voce. Che è stato un caso, perché eravamo in uno studio nella Titania, mi ricordo, a Boccea, dove che non esiste più come studio di registrazione musica. Eravamo lì, sì, avevamo fatto tutto quanto, però sai quella sensazione che manca. Ecco, la cosa bella che c'era allora, che noi cercavamo sempre di dare un'impronta particolare al tema principale di un film, eccetera. Cioè un qualcosa che lo distinguesse. Insomma, noi stavamo lavorando 70 film, ma intorno a noi c'erano i Rustichelli, Trovaioli, Morricone, Piccioli, ma se non trovavamo una chiave di lettura, ma chi ci si filava a noi? Effettivamente, c'avevate dei competitors intorno. Per cui successe questo, che forse per caso lui fece qualche cosa. Ferma, rifai un po', com'è? Aspetta un po', ma ce la fai a farlo? E da lì è nata. Quindi merito suo o merito nostro? Di tutti e due, perché suo nell'aver casualmente fatto, nostro per aver capito che quella poteva essere una cifra. Una genialata. E quindi lo ringrazio fin d'ora, perché è stata un'occasione molto divertente di aver contribuito a creare un brano suggestivo, che è stato poi un brano cult, anche cult. Sì, quello proprio sì, proprio sì. Senti, e com'è stato rincontrarsi dopo non so quanti anni per la Mandragata? La Mandragata. Ma guarda, ci siamo rincontrati, però come sempre quando tu fai numero 2, poi dopo tanti anni c'era un altro spirito. Allora, primo, le corse dei cavalli come erano allora non erano più. Gli stessi attori erano ormai molto più grandi, alcuni sono stati ovviamente sostituiti, mancavano i caratteristi, mancavano il giudice Adolfo Cedi, ma come fai, capito? Caro tenuto, insomma, è diventato difficile, per cui il film era stato una scommessa voluto dal popolo degli amanti di Febbre da Cavallo, perché a Roma c'era proprio un locale con scritto vogliamo il seguito e poi ha scritto abbiamo vinto quando si annunciò il film. Insomma, è stato bello, carino, soprattutto per me rincontrarmi con Carlo Enrico Vanzina. Enrico è una persona, Carlo bravissimo, ma Enrico è una persona squisita, che poi in qualche modo nei suoi racconti, al di là del cinema, racconta uno spaccato di una famiglia che somiglia tantissimo alla nostra famiglia. Un po' nel cinema erano quelle famiglie e avevano un po' una cifra comune, e quindi sono particolarmente affezionato a lui. Quindi è stato bello rincontrarci, bello aver rilavorato insieme, ma insomma poi ognuno aveva fatto già le proprie scelte. È stato un gioco, come una vacanza. Ecco, diciamo è stata una vacanza carina. Il film non è andato granché bene, quindi preferisco ricordare il successo del primo, che invece ancora oggi viene restaurato, è stato restaurato da poco. Non so se Fabio o Vince l'hanno raccontato, però proprio per 7 note in nero, così ci rileghiamo alla presentazione del vinile. Allora si usava, il cinema erano pieni, alla prima cinematografica c'era la fila fuori, i riflettori, cinegiornali, le prime erano importanti. Ogni tanto ci si inventava, non so, si dava al signore il 45 giri, oppure si faceva una cosa. E questa volta io mi inventai una cosa che fu carina, perché quando abbiamo registrato la colonna sonora,
come spesso è capitato nel caso dei carillon, in orchestra si registra con la celesta. A me sto fatto della celesta, no, tutto è tranne che un carillon, diciamolo. No? Il carillon è un'altra cosa. Allora dico, ma scusa, noi proprio alla ricerca della cifra, no? Ci vorrebbe un carillon, però quelle 7 note non è che esisteva un carillon. Allora mi viene in mente di contattare la Torrens. La Torrens faceva anche i carillon, credo le faccia ancora, e chiedere se era possibile avere un carillon fatto così. Allora mi dissero di no, e allora comprai, mi pare, 2 o 3 carillon, perché avevo bisogno di quelle 7 note. E quindi poi andai in studio, registrai con un microfono questi carillon che facevano per Elisa o non so che cosa, presi dal nastro, tagliandolo con le forbici, perché allora si tagliava la forbice, non si c'era metteva il lo digitale, scotch. certo. No, presi le note, le 7 note che ci servivano, e le messe in sequenza. Le mesi in sequenza con gli spazi giusti musicali, ne feci un loop. Dice, ma il loop oggi è un tasto. Il loop che cos'era? Era sto nastro che usciva fuori girava intorno all'asta microfonica e tornava dentro. Gli misi un po' di reverb, eccetera, e noi clink, 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 clink. Fantastico. Hai creato un campionatore, quello che adesso è il campionatore, tutto a mano, tutto con le manine. Fatto questo, abbiamo richiamato la Torrens e abbiamo detto, senta, ma noi vorremmo 500 200 carillon con queste 7 note. Ce le fate? L'ha fatta, e noi alla prima abbiamo regalato alle prime file il carillon di 7 note in nero. E ce l'hai ancora? No, purtroppo no, nessuno di noi tre c'ha il carillon, ma perché allora poi non si pensava che potesse diventare una cosa. Capito? Facciamo quindi un'altra richiesta: chiunque abbia uno di quei 200 carillon si facesse sentire. Qualche signora della prima fila ce l'ha. Io invece voglio andare a farti una domanda un po' particolare, no? Io non lo conoscevo, obiettivamente chiedo perdono, ma tu hai fatto, credo come editore, un lavoro molto interessante con Musikstrasse, ovvero delle musiche, cioè la registrazione di musiche composte nei campi di concentramento. Peraltro c'è anche da quanto ho capito, un documentario legato a questo tipo di ricerca e produzione. Ce ne vuoi parlare un po'? Guarda, mi fa molto piacere che tu me l'abbia chiesto, perché è un'operazione che io ho fatto certamente non a scopo di lucro, perché non è una cosa che vendi facilmente o cose del genere, ma quando il maestro Lotoro, che è un ricercatore che ha speso la sua vita e continua a spenderla per la ricerca di tutto ciò che è stato composto nei campi di concentramento di qualsiasi tipo, non solo quelli nazisti, in tutto il mondo, e quindi lui è riuscito a trovare delle cose pazzesche, e mi ha raccontato questa sua ricerca e mi ha raccontato le partiture che ha trovato, le cose che è riuscito a ricostruire, eccetera. Io mi sono innamorato di questa idea, ma questa idea io l'ho vissuta come il poter partecipare a un doveroso recupero di tutta quella musica di anche grandissimi autori, purtroppo gasati, recuperare quella musica che aveva lasciato, io l'ho proprio mi è venuto in mente così, quel buco dentro la nostra discoteca mondiale. C'era un buco. Beh, io ho detto, nel mio piccolo mi sono sentito come di mettere di nuovo dove devono stare quelle registrazioni, e abbiamo fatto con il maestro Lotoro un lavoro
lui soprattutto, un lavoro pazzesco, perché sono 24 CD, ma ce ne sarebbe per farne ancora altri 24, che formano un cofanetto che si chiama KZ Music, in varie lingue tradotto, dove dentro c'è tutto questo panorama che va dai grandissimi autori a musiche per il teatro, a musiche sinti, a canzonettine di barzellette, di cose, le cose più disparate. C'è per esempio una cosa fantastica, il canto di Natale di Guareschi, che è un'opera fantastica, scritta in campo di concentramento. Io ringrazio il maestro Lo di avermi fatto partecipe di questa sua ricerca. Ho cercato di aiutarlo per quanto mi è stato possibile, anche nel aprire questo fronte un po' chiuso di diffidenza che c'era addirittura nei suoi confronti. Finalmente questo si è aperto, e lui ha avuto per il momento i riconoscimenti che merita e continua a averli, ma non ti dico la diffidenza nei miei confronti, perché dice: questo che vuole? Perché lui, che non c'entra niente col mondo ebraico eccetera, come invece il maestro Lo si occupa di questa cosa. C'era sempre questo retropensiero, e invece per me è stato soltanto veramente un omaggio a quei grandi musicisti che si sono purtroppo trovati nel momento peggiore della storia contemporanea. Ma peraltro questa è un'operazione che ha a che fare con la memoria storica mondiale, cioè, quindi, ed è una documentazione secondo me importantissima. E se, ritornando alla domanda che ti ho fatto prima, questo te lo dico, se un buon editore, ecco, dovrebbe fare anche questo, che forse non è un'operazione commercialmente, anzi sicuramente non lo è, una commerciale valida, ma però dovuta alla storia, dovuta, insomma, mi fa piacere che tu abbia capito lo spirito. È stato esattamente solo esclusivamente quello. Quando io vedo il maestro Lo che finalmente prende riconoscimenti in tutto il mondo, mi sento parte di questo. Vorrei ricordare che l'hai anche presentato al Senato, mi pare, questa cosa che è stata. Quindi alla fine dei riconoscimenti importanti sono stati. Abbinato anche dei concerti più o meno importanti, però diciamo adesso veramente lui l'esperto, il ricercatore più accreditato del mondo concentrazionario, cioè i campi di concentramento erano una iattura, quelli nazisti peggio di altri, ma una iattura che ci sono state anche dopo, ricordiamo i campi, i gulag, eccetera, eccetera. Si sono salvate delle partiture di Ullman, mi pare, per caso, perché lui stava partendo per il treno che lo portava ad Auschwitz da Terezin con le sue partiture, e uno dell'orchestra, sai, Terezin era, adesso non so se vi può interessare questo che sto raccontando, ma Terezin, chi è andato a visitarlo avrà scoperto che era un luogo, sembrava magico, perché c'era il maniscalco, il panettiere, le cose, fatto stesso dagli ebrei internati e dai bambini che erano lì, e avevano creato un'orchestra, i cori, eccetera. Ma peccato che era il campo che veniva fatto vedere alla Croce Rossa danese, no? Per dire che era tutto bello e tutto bene. E comunque i treni partivano anche da lì, ahimè. E un professore dell'orchestra di Terezin, quando ha visto che lui portava via con sé queste partiture, sapendo dove sarebbe andata a finire, gli chiese: ma ce le lasci qui così noi continuiamo a suonarle? E il racconto che lui ha trovato, non so come, attraverso parentele, poi è che quello che
che si racconta, ma mi vengono ancora le lacrime agli occhi, che dice la faccia di Ullman, se non sbaglio era lui, che solo in quel momento ha capito dove stava andando. Quando gli hanno chiesto le proprio partiture. Quando gli hanno chiesto le cose. E a quel punto, a maggior ragione, l'ha lasciate, ovviamente. Voglio ricordare per i più giovani che ci ascoltano che le partiture avevano allora un valore non quello che abbiamo adesso, che sono dei PDF replicabili in tanti modi. Una volta la partitura era manoscritta, era un pezzo unico e lì c'era scritto veramente la musica frutto di un lavoro compositivo magari di chissà quanti anni, quindi erano pezzi di carta ma di un valore inestimabile per il compositore soprattutto. Va bene, passiamo allora al Massimo, alla chicca di Massimo. Ma io in realtà passiamo tra il serio, vado al faceto, se così si può dire, perché ci tenevo a far vedere un prodotto che tra l'altro nel Cinevox Cult Club sarà anche molto menzionato. Tra l'altro credo che io avevo scritto la recensione di questo bellissimo cofanetto di 45 giri da meraviglioso. Questa è stata la prima azione di disturbo del mercato del vinile che abbiamo fatto. Dove c'è Febbre da Cavallo, tra l'altro, c'è questa meraviglia perché c'è Giù la testa, La polizia sta a guardare, Profondo rosso, Febbre da Cavallo e 5 bambole per la luna d'agosto. Guardate che meraviglia di 45 giri. Di Giù la testa, però, vediamo se lo sai. Quanti 45 ci sono? Quanti 45? Allora, di 45 di Giù la testa credo che ce ne siano, credo 3 se non mi ricordo male. No, due 45. Allora, che cosa successe? Esce questo splendido film ed è un film spettacolare di Sergio Leone con la musica altrettanto fantastica di Ennio Morricone. Esce il film, successo, non subito, perché la gente forse si aspettava un western diverso o forse non voleva più il western, insomma partì bene ma non benissimo. Una delle cose che si faceva soprattutto in quel cinema di allora era tiro di testa e tiro di coda, la gente doveva uscire fuori dal cinema ricordando la musica, perché grazie a quello ricordava il film, grazie a quello lo raccontava, grazie a quello poteva andare a comprare, e quindi anche il disco si era cominciato a muovere. Cosa accade? Che contemporaneamente il nostro grande Gustavo Teni, lo sciatore dell'era moderna, vinse la sua prima Coppa del Mondo con uno slalom parallelo che allora si erano inventati per dare spettacolarità. Quindi potete immaginare un po' come un fatto, poi qualsiasi italiano vince in qualsiasi disciplina, anche il tiro a piattello, diventiamo tutti piattellisti o cose del genere. E quindi è diventata una cosa fantastica, tant'è vero che la Domenica Sportiva, che era l'unica trasmissione sportiva che la Rai facesse, la Domenica Sportiva dedica una gran parte della sua trasmissione alla vittoria di Gustav Teni, prendendo il filmato della discesa ma mandandolo in onda in slow motion, sonorizzando tutta la scena con la musica di Giù la testa. Immaginate questa discesa tra i paletti dello slalom molto lenta, cioè, con questo shon che c'è. In prima serata, il giorno dopo nei negozi c'erano la fila delle persone che chiedeva quella cosa che ho sentito, e lì allora dico avrebbe avuto il successo ugualmente che meritava, discograficamente sarebbe stato sicuramente un successo. Quello ha fatto sì che il successo scoppiasse all'improvviso e arrivasse a più di 1 milione di copie, che per allora per una colonna sonora Allora io direi di chiudere questo nostro programma. Abbiamo qui anche Renato Marengo, quindi vedi che glielo facciamo direttamente live, la famosa domanda di Classic Rock che noi poi riportiamo sul programma radiofonico, ovvero e penso che con Franco Bixio sia di una difficoltà chiedertelo. Allora ci dici almeno per te una canzone che ha a che fare con cinema, evidentemente,
particolarmente importante. Una qualsiasi, Una qualsiasi. delle nostre, quale vuoi? A cui sei legato te, non necessariamente tua. Una canzone a cui sono particolarmente legato, che ha avuto anche un discreto successo quando è uscita, dal film La fine dell'innocenza, cantata da una invenzione, anche allora inventata in studio, che si chiamava Linda Lee. Linda Lee era quella voce cristallina che cantava questa canzone, Annie Bell. Andate a cercarla negli archivi di Massimo. La Linda Lee, che era la corista dei Daniel Santa Cruz Ensemble, bravo. divenne la prima voce, invece divenne una solista proprio con una nostra invenzione, che alla fine della registrazione, quindi c'è un piccolo aneddoto in chiusura, alla fine della registrazione ci mancava però una canzone, e allora non c'avevamo più tempo, avevamo finito il budget, per cui non potevamo registrare ancora. Un classico. Allora che facciamo? Prendiamo il tema del film. Linda, prova a cantarla. Ma questa è altissima la tonalità, come faccio? Prova. E lei ha provato, ha cominciato a cantare in un falsetto che è diventata la cifra poi di riconoscimento non solo del brano, ma anche di Linda Lee, che allora tutti i dischi successivi ha dovuto usare per modo di cantare. È un tema molto romantico, ma che spero che vada bene in contrapposizione alla domanda rock che avete fatto allora. Credo che abbiamo suscitato la curiosità di tutti gli ascoltatori. La riascolterete questo brano in Classic Rock on Air nella puntata dove sarà ospite Franco Bixio. Io ringrazio Franco Bixio perché è stato proprio superiore alle nostre attese per quanto riguarda proprio Voi avete tirato fuori. Grazie, un grande musicista, un grande editore. Ringrazio anche Renato Marengo, Massimo Privitera. Ciao a tutti, alla prossima. Io grazie a voi, grazie a chi ci ascolta. Ciao. Ciao, grazie.